Sta con due signore. Sentire qualcuno perché fra poco parte e andare e partire fra 2 giorni. sono dei nominativi, sono dei nominativi numero di telefono. Dove sei? Il popolo veneto, dove siete? Ci avete venduto per un piatto di lenticchie. Disonorevoli, dove siete? Difendete il vostro popolo. Stanno rapinando il Veneto e non dite niente. Innanzitutto grazie a tutti per essere arrivati. Venite proprio qua. Avanti, avanti. Scusate, un po' di silenzio. Non tutti i megafoni accesi, un po' di silenzio, un po' di silenzio. Fate tacere, per favore fate tacere le trombe perché il casino non serve, serve informazione. Giorni abbiamo organizzato questo perché in 4 giorni abbiamo preso una pugnalata dal governo. La manifestazione questa sera sarà prima con una presentazione iniziale dove vi spiegheremo esattamente cosa è successo. È importante che tutti capiscano la gravità della situazione di quello che è capitato in questi giorni. Dopodiché faremo parlare anche le istituzioni presenti perché prendano un impegno di fronte a noi e per noi, perché la situazione così non è accettabile. Avvocato, devo aprire? Sì, dai. Allora, cominciamo a parlare e comincia l'apertura della giornata, della serata della manifestazione con l'avvocato Armand del coordinamento Don Torta. Le associazioni. Allora, un attimo di silenzio, uso questo posto rialzato e leggermente scomodo per invitare tutti quanti a questo momento di silenzio e riflessione e passo il megafono a Don Enrico Torta che vuol lasciare il proprio messaggio di fede e speranza attraverso una preghiera che reciteremo tutti assieme. Permettetemi di chiamarvi tutti fratelli, perché è solo sentendoci fratelli che abbiamo la possibilità di impegnarci insieme perché giustizia sia fatta. Sappiamo che qualunque cosa negativa che vi ho fatto agli uomini viene fatta a Cristo, perché ha detto qualunque cosa fate ai piccoli l'avete fatta a me. Qui stanno mettendo in croce 200.000 persone, fra cui anche piccoli imprenditori, persone che evidentemente hanno diritto di lavorare. Io credo che dobbiamo dire al governo che c'è ancora tempo di poter cambiare alcune regole. Hanno svenduto la banca a €1, stanno preoccupandosi
dei lavoratori, ed è anche giusto, però nessuno da 2 anni e mezzo sta interessandosi a tutti i livelli di questa grande ingiustizia che è stata fatta. Allora, io dico questo, i governatori in una democrazia sono a servizio del popolo, noi siamo il popolo, noi siamo il PIL dell'Italia. Io dico, cerchiamo di avere ancora speranza, lottiamo insieme, cerchiamo di fare tutto quello che la dignità umana ci chiede. E io vi invito in questo momento anche, se siete credenti, a dirlo con tutto il cuore, se siete meno credenti a unirvi dicendo il Padre Nostro, perché tutti i governanti e tutti quelli che hanno truffato devono rispondere a Dio che è Padre di tutti e devono rispondere alla giustizia. Venga allora il regno di Dio, cioè la giustizia fra gli uomini. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi ripetiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Uomini del governo, siate uomini, abbiate un cuore e cercate di capire che anche i vostri figli, i vostri nipoti e le vostre famiglie potrebbero trovarsi in questa difficoltà, mentre voi molte volte sguazzate nel benessere e nel denaro. Il denaro serve solo per l'uomo. Grazie a tutti. Allora, velocemente, adesso facciamo parlare, siccome noi, per chi ci conosce, sa che abbiamo sempre detto delle verità assolute, da quando abbiamo detto che la SPA era un bagno di sangue fino agli ultimi bilanci, agli ultimi fasulli piani industriali che hanno fatto di questa banca. Siccome siamo persone concrete, risparmiatori concreti, cittadini concreti, abbiamo deciso di farvi spiegare in maniera molto veloce e molto concreta cos'è il decreto del Consiglio dei Ministri che è andato varato a tradimento in questi giorni, in modo che capiate esattamente cosa sta succedendo, perché se siamo coscienti siamo più forti. Sapete bene che l'informazione non è dalla nostra parte, dobbiamo essere noi dalla nostra parte prima di tutto. Quindi volevo passare la parola al dottor Scarano, che è un analista finanziario indipendente che ci ha seguito anche nelle nostre riunioni e nei vari piani industriali che abbiamo formato. Lascio la parola 2 minuti giusto perché capiate esattamente cosa è successo. Ce la fai salire? No, chi deve salire? Allora, il 23 giugno la BCE ha detto che le banche erano in dissesto. Il 23 giugno la BCE dichiara che le banche sono in dissesto. Il 25 giugno il governo emette un decreto. Ecco, a leggere questo decreto uno comprende che non sono cose che si fanno in pochi giorni. Il comunicato stampa di Banca Intesa dettaglia i numeri della cessione degli asset buoni della banca a €1 e sono oltre 26 miliardi di crediti in bonis, 900 sportelli, oltre 9.000 persone a questi sportelli e comunque una massa di risorse pubbliche tra soldi freschi e garanzie di 17,5 miliardi. In queste ore abbiamo appreso il contratto di Banca Intesa. Questo contratto, a leggerlo, sono circa 150 pagine, è impressionante nel suo sbilanciamento a totale favore di Banca Intesa. Banca Intesa riceve un regalo miliardario sulla pelle di voi, soci, debitori, e sulla pelle di tutto lo Stato italiano.
Allora questa riflessione va oltre una questione di un fallimento di due banche, perché il decreto contiene quasi 30 deroghe a leggi imperanti, deroghe alla legge fallimentare, deroghe alla legge ambientale, deroghe alla legge dello Stato, del bilancio dello Stato, deroghe inammissibili con altissima probabilità che siano incostituzionali. Adesso voglio farvi un brevissimo ragionamento. Questo decreto e questo contratto non può essere fatto in pochi giorni, non è fatto in poche settimane, è fatto in mesi. Quindi si può ipotizzare, e ci sarà forse qualcuno che potrà ipotizzare, che da mesi amministratori hanno collaborato allo spogliamento della banca a favore di quella che si è dimostrata nei giorni scorsi un fallimento totale con distrazione di risorse. Un qualcosa di fondamentale della legge fallimentare è la parità dei creditori. Questa viene negata dal decreto e ogni volta che il decreto trova un impedimento nella legge imperante lo sospende. È un decreto che sospende le leggi. Questa gravità sorpassa il limite di una città, ma anche di una provincia, ma anche di una regione. È un qualcosa che impatta su tutto lo Stato. Quindi mi sentirei di fare una riflessione più generale, perché c'è un prima e un dopo a questo decreto. Il prima c'era un principio di legge, dopo questo decreto c'è un principio di arbitrarietà, perché se c'è un soggetto che vuole fare un affare, lo Stato si piega e gli fa fare un affare micidiale. Micidiale. Allora, quello che deve essere chiaro è, lo dico in parole povere e faccio il succo come al solito, quello che lo Stato ha fatto è stato fare una norma scavalcando delle regole che egli stesso ha posto nel diritto fallimentare. Quindi noi siamo stati scavalcati in tutti i nostri diritti da una legge, da un decreto del Consiglio dei Ministri. Siamo stati scavalcati come non fossimo persone, come fossimo numeri. Siamo considerati in queste ore, in questi momenti, ve lo dico, sovversivi, solo perché in queste ore e in questi giorni noi stiamo chiedendo che le leggi dello Stato vengano rispettate anche da chi ci governa. Adesso passo la parola velocemente al dottor Lugano, che vi dirà una cosa molto triste che è successa e che sta succedendo. Un secondo ancora di pazienza, che andiamo avanti col divenire delle informazioni e poi capirete fino in fondo quanto schifo ci sia dietro questa storia. C'è del marcio e c'è dello schifo e lo stanno coprendo, lo abbiamo sempre saputo, sono arrivati alla porcata più estrema. Grazie Luigi. Se voi provaste a fare quello che ha fatto lo Stato con le banche venete e con Banca Intesa, andreste in prigione da 3 a 10 anni per bancarotta fraudolenta. Invece il decreto sana tutto e permette una bancarotta senza che nessuno ne venga a pagare. Noi abbiamo delle forti idee per cui tutto questo sia stato organizzato da tempo. La SGA, la società che gestirà gli NPL, le sofferenze derivanti, è stata ceduta da Banca Intesa il 7 maggio allo Stato e adesso lo Stato le dà gli NPL che riprende da Banca Intesa. Questo è tutto un gioco. Oggi abbiamo avuto il contratto. Dal contratto sono stati fissati dei punti come quello che lo Stato pagherà per il cambio delle insegne da Banca Popolare di Vicenza a Banca Intesa, 5 milioni versati dallo Stato per cambiare le insegne. Questo non l'hanno fatto in una notte. Maledetti!
cosa, si parla nel decreto di gara. Quale gara? Nessuno sapeva di queste trattative, anzi la stampa ormai chiarito che offerte giunte pagate allo Stato sono state respinte per regalare secchi 6 miliardi e mezzo più la banca a Banca Intesa. Grazie. Allora, velocemente, l'altro dato che è emerso, l'avete capito bene, lo Stato ha acquisito una SGA da Banca Intesa un mese fa per la trattazione degli NPL. Un mese fa lo Stato aveva detto la banca vivrà, noi garantiamo. Bene, di notte si sono comprati la società da Banca Intesa e dopo un mese regalano la banca a €1 a Banca Intesa. Se qui non c'è del marcio non so cosa ci sia. Adesso vi spieghiamo esattamente cosa succede a livello civilistico delle cause che noi stavamo intentando e che noi stavamo vincendo. Salve a tutti, io sono l'avvocato Filippini, ho lavorato a lungo con l'associazione Noi che Credevamo. Scusate, purtroppo tutte le cause che sono state intentate o che si stavano per intentare diventano improcedibili, vuol dire che non si possono più fare e quelle che erano state già iniziate verranno fermate dal giudice senza possibilità che vengano riprese. Anche laddove c'è stata una sentenza non può più essere utilizzata contro la banca per essere pagati, non si può ottenere il pagamento. L'unica strada è quella di fare l'insinuazione al passivo di questo che in realtà è un fallimento, ma lo chiamano liquidazione coatta amministrativa. Va fatto in un termine molto breve, sono 60 giorni, diventano 90 perché c'è agosto di mezzo, ma non contateci neanche troppo su questo. Ecco, tutti voi dovete rivolgervi o a un professionista di fiducia o a un'associazione perché vi aiutino a fare questa istanza, perché è un'istanza tecnica, non è un'istanza banale, deve essere fatta bene. Ecco, la prima fase è esente anche da bollo, quindi non costa niente da un punto di vista fiscale. Quello che non si può più fare sono le cause. Vorrei dire un'ultima cosa, le cause civili ovviamente. Vorrei dire un'ultima cosa, guardate che questo decreto apre degli interrogativi pesanti più che in passato sulle responsabilità di Consob e Banca d'Italia, perché a questo punto che vengano a dirci che hanno vigilato non se lo possono più dire adesso che non hanno fatto nulla per voi e per le banche, è chiarissimo. Salve a tutti. Allora, velocemente, adesso passiamo ai messaggi delle associazioni, ok? Velocemente in modo che capiate con il sunto cosa abbiamo noi in mente di fare. Deve essere un messaggio molto chiaro e voglio essere molto chiaro. Questo deve essere un verbo che portate a casa e divulgate anche a quelli che non sono venuti. E vi spiego perché. Se siamo qui è perché ancora non è detta l'ultima parola. Bravo. Noi siamo battaglieri e combatteremo fino in fondo, ve l'ho promesso dal primo giorno. Ve l'ho promesso dal primo giorno e sono qua a dimostrarvelo. Vi chiedo solo la cortesia di diffondere il verbo che noi diremo questa sera, perché la verità è una sola e una soltanto. Innanzitutto volevo io personalmente mandare un messaggio ai manager della finanza. Avete creato un danno maggiore di quello di una guerra. Avete avallato una SPA fallimentare fin dall'inizio e noi vi avevamo avvisato. Avete partorito dei piani industriali che sono stati la nostra rovina. Avete fallito, ma i soldi li avete portati a casa lo stesso. Partendo dalle colpe storiche della gestione Zollin, finendo alle bugie contabili della banda Iorio.
un fallimento storico e totale. Al governo, invece, al governo che ci sta ascoltando e che ci ha intimato di non fare questa assemblea di oggi, voglio gridare: ci avete chiamato speculatori fin dall'inizio, accusandoci e umiliandoci. Ma in tribunale vi abbiamo dimostrato in questi giorni, con le sentenze a noi favorevoli, che non era così. Siete dei bugiardi. Voi avete parlato di reati nella gestione di queste banche, voi sotto i riflettori dei mass media, e intanto nell'ombra avete pugnalato e pianificato questo decreto. Una pugnalata alle spalle da parte vostra che cancella pagine e pagine di diritti civili e costituzionali, impedendo a dei cittadini onesti, dei risparmiatori onesti, a delle vittime il diritto di difendersi. Ripeto, ci avete derubato il diritto di farci risarcire, ci avete espropriato un diritto riconosciuto dalle democrazie di tutto il mondo. Noi risparmiatori siamo vecchi, credono di poterci piegare perché siamo oramai stanchi, ritengono loro, ma non siamo né vecchi né stanchi. Combatteremo con tutte le nostre forze e porteremo i nostri figli, i nostri nipoti in queste piazze. Quello che si sta consumando è un fatto gravissimo che va a minare la tenuta democratica di questa nazione. Ci sono violazioni costituzionali, ci sono violazioni alle regole della convivenza mai viste. Neppure il regime fascista, da tanti condannato, specialmente dai banchi di coloro che oggi sono al governo, si era mai permesso un atto autoritario così distante dal diritto positivo e dalle regole allora in vigore. Io credo che sia un dovere di tutti, risparmiatori e non risparmiatori, insorgere pacificamente affinché non si crei la premessa, il precedente di un atto autoritario dello Stato al di fuori della legge. Le conseguenze di questo decreto non sono solo per noi risparmiatori, sono per tutti, perché pone le premesse di una sospensione della democrazia e del regime della prepotenza. Noi crediamo che in questa regione, in questo Stato, debba continuare una convivenza civile, riconoscendo il valore delle leggi, riconoscendo il valore della nostra civiltà secolare fatta di cultura e tradizione. Non vi può essere spazio per la prepotenza fondata sul principio che io comando e voi non siete nessuno. Ora lasciamo la parola ai rappresentanti delle associazioni che assieme a noi hanno organizzato questa straordinaria giornata, ancorché l'organizzazione lascia, come vedete, un po' così, non è perfetta, però siamo arrampicati su queste colonne simbolo e forse questo è un segno della resistenza e della forza che noi abbiamo. Anche con pochi mezzi ci arrampichiamo dove ci è concesso e faremo valere i nostri diritti. Questa è la vera resistenza in questo momento, in questa nazione che sta virando verso un regime autoritario. A tutti, unitevi nel combattere la prepotenza. Lascio la parola ad Elena Bertorelli in rappresentanza della Casa del Consumatore di Schio che con noi ha partecipato all'organizzazione. Lei parlerà da un piano più basso non perché non meriti di salire qua in cima, ma perché la gonna l'evidenza non glielo consente. Tienilo con la bocca in su, così. Attaccata. Allora, innanzitutto sono Elena Bertorelli, delegata nazionale Casa del Consumatore. Si sente? Sì. Sono Elena Bertorelli, delegata nazionale di Casa del Consumatore.
Se sono qui insieme a voi è perché credo fermamente che qualcosa si possa ancora fare. È vero che in via di approvazione questo decreto, ma lunedì ci sarà la possibilità di avere degli emendamenti, cioè delle modifiche a questo decreto. Casa del Consumatore e anche altre associazioni consumatori chiedono fermamente che venga previsto un fondo di garanzia per i risparmiatori, un fondo di garanzia che è giuridicamente sostenibile, visto che la magistratura, le sentenze, gli ombudsman, gli ACF finora che sono arrivati a decisione hanno dato ragione ai risparmiatori. Se lo Stato non prende atto di questa situazione, lo Stato viola l'articolo 47 della Costituzione in maniera evidente, in maniera clamorosa. Allora, ringrazio innanzitutto per la presenza i sindaci che sono intervenuti del comune di Schio, di Marano Vicentino, di Thiene, di Sant'Orso, di San Vito di Leguzzano, di Tristino, di Gianè. Ho dimenticato qualcuno? Monte Beguna e Torre Belvicino. Grandissimo! Grazie a tutti. Manca Variati, se li abbiamo, comunque tutti i sindaci sono stati invitati. Allora, un minuto solo Luigi, perché devo rendervi innanzitutto ringraziare anche le associazioni che vedo presenti, con Franco Conte Codacons, con Adusbef, Camilla Cusumano e Polato. Poi abbiamo l'Associazione Nazionale Azionisti dell'Avvocato Bertelle, abbiamo visto l'Avvocato Calvetti e abbiamo anche una delegazione da Ferrara delle 4 banche azzerate. E Confeder Contribuenti di Alfredo Belluco. Spero di non aver dimenticato nessuno. Chi? E naturalmente Patrizio Miatello con Ezzelino Daonara, che prima ho visto qui presente tra noi, quindi ci siamo tutti, siamo sempre noi che ci vedete da 2 anni e mezzo, oramai vi avremo anche annoiata, siamo sempre noi e siamo qui uniti per aiutarvi. Allora ringrazio anche, oltre i comuni, gli onorevoli presenti, l'onorevole Filippo Busin, l'onorevole Cappelletti, l'onorevole Filippo Busin della Lega, vice gruppo alla Camera e, no, devo dire ancora una cosa, e il senatore Cappelletti del Movimento 5 Stelle, sempre questi onorevoli ci sono stati vicini. Per voi che siete presenti in piazza ci sono 2 banchetti a cui potete aderire. Il banchetto 5 Stelle per il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e il banchetto di Terra Nostra che sta raccogliendo le firme contro lo stalking bancario. Inoltre tra di voi c'è il progetto regionale con 6 psicologi della regione che sono disponibili a seguire tutte le persone che abbiano problemi psicologici in maniera gratuita e anche al proprio domicilio. Vi ringrazio tutti e mi raccomando, sempre avanti. Ciao! Allora, scusate, velocemente perché poi sapete che sono più bravo a farmi dei nemici che a farmi degli amici. Allora, io ringrazio altrettanto i sindaci presenti, ma vi avviso già, se questo decreto passa, mi aspetto da voi degli atti forti. Mi aspetto da voi degli atti forti perché la presenza, grazie per esserci, ma la presenza in questo caso è doverosa, visto che molti vostri cittadini sono capitati nella scure di questa porcata di Stato.
La seconda cosa che ci tengo a dire è ringrazio tutti i parlamentari e i senatori presenti, ma, e lo sottolineo, abbiamo invitato istituzioni di tutti i partiti, dal Friuli alla Toscana. Le facce assenti lo sapete quali sono, queste persone fanno parte dei partiti, pretendiamo che vengano in piazza quando i loro cittadini sono in piazza, partendo da questo sindaco, finendo all'ultimo sindaco della Toscana. Andiamo avanti velocemente, poi facciamo il percorso e alla fine vi diremo anche le proposte che abbiamo per combattere sia Banca Intesa che il governo, perché noi di notte purtroppo non dormiamo, come non dorme il governo. Siamo costretti a velocizzare un pochettino il programma e la serata perché minaccia pioggia. Naturalmente noi non temiamo la pioggia, ma dovendo sfilare dopo con le lanterne la pioggia ci potrebbe essere di difficoltà. Passo la parola al rappresentante regionale di Adusbef, associazione che ci ha assistito in questo lungo periodo e che ha affiancato un movimento creato di impulso dalla solidarietà dei risparmiatori, che è stato il centro di primo soccorso di Montebelluna, che ha aiutato gratuitamente ed unico sul territorio i cittadini ed i risparmiatori, affiancato solo da Inoltre e da Adusbef. La parola all'avvocato Cavallari. Buonasera a tutti, Fulvio Cavallari dell'Adusbef. Abbiamo, come diceva Andrea Arman, prestato assistenza gratuita a migliaia di persone dall'inizio di questa crisi fino ad oggi. Purtroppo, come avete visto, il governo ci ha messo lo zampino, ha fatto un decreto legge che è una vera e propria tagliola per tutte le cause, per tutte le controversie che stavano per partire. Oltretutto questo decreto minaccia anche molto da vicino tutti quelli che hanno già percepito il cosiddetto 15% di transazione, perché questo è un dato che va diciamo reso noto un po' a tutti. Quindi siamo tutti in pericolo. È un decreto profondamente anticostituzionale. Quello che abbiamo immediatamente fatto, ovviamente a parte sollecitare gli organismi nazionali, è stata un'eccezione di legittimità costituzionale del decreto davanti al Tribunale di Venezia. A queste ovviamente ne seguiranno molte altre, ci auguriamo che molti altri colleghi come noi ci diano manforte in questa battaglia e attendiamo un risponso a presto. Se la politica non fa nulla ci adoperiamo per conto nostro. Grazie. Ora la parola all'avvocato Bertelle con invito ad essere veloce, dopodiché ci organizziamo per la sfilata. Mi raccomando, mantenete un corteo ordinato in fila per 4, distanziati di alcuni metri una fila dall'altra. Mi raccomando anche, non cadiamo in provocazioni perché può essere che ci siano. La parola all'avvocato Bertelle. Buonasera, io oltre ad approvare quanto è stato detto finora vorrei proporre una cosa. Sono possibili emendamenti. Io chiedo che i politici e il governo possano dare a tutti e diano a tutti i soci la possibilità di ottenere compensazioni, che si ricordino della facoltà di azzerare le azioni per l'ISE e compensare devo finire, un secondo solo. Un'altra cosa voglio dire, il governo, Intesa, hanno affermato e hanno deciso che i crediti nostri, degli azionisti, non vanno ceduti a Intesa, quindi hanno riconosciuto un nostro diritto, affermato fra l'altro dalla Consob e dai giudici di merito. Noi diciamo
fate in modo che possiamo avere in fretta giustizia. E allora cosa dico? Dobbiamo trovare la possibilità con la banca, forse attraverso un emendamento, non si sente? Attraverso magari un emendamento affinché invece di fare l'istanza di ammissione al passivo, che verrà sicuramente respinta, invece di fare ricorso al tribunale con i tempi che sappiamo, si possa divenire a un arbitrato tra la banca e tutti gli azionisti, così risparmieremo soldi e tempo. Purtroppo siamo pochi, questo volevo dire. Per finire, datemi un attimo di attenzione. Un secondo, presentiamo una persona che conoscete tutti e poi partiamo. Un secondo. Allora, volevo dirvi che la gente di parola, le parole le mantiene. Abbiamo il piacere di avere qui con noi un uomo straordinario. Ieri sera ci ha dato la parola di essere qui e l'ha mantenuta. Gianluigi Paragone di Ragabia. Ho sentito parlare di diritti che vi vengono riconosciuti. Ho sentito dire che vi verrebbero riconosciuti dei diritti, ma non credo, vi sono stati negati tutti. Vi sono stati negati tutti i diritti. Vi sono stati portati via dei soldi e ci sono dei truffatori in giro che stanno compiendo un vero e proprio crimine finanziario. Voi siete vittime di un meccanismo che si chiama crimine finanziario. È un sistema che io ho chiamato gangbang, è un sistema neoliberista che sta facendo di tutto per trasformare i cittadini in prede. I cittadini sono diventati poco alla volta dei consumatori, ma i consumatori non hanno diritti. Da quanto tempo vedete in giro nei giornali, nelle televisioni, sui muri, pubblicità delle banche? 15 anni fa le banche non avevano bisogno di fare la pubblicità perché era una banca diversa. Adesso invece si vende come un prodotto e allora quando si vende come un prodotto qualcosa non torna e voi lo sapete benissimo, vi sono stati portati via dei soldi e io vi dico una cosa, va bene facciamo queste manifestazioni, va bene facciamo un corteo, ma dovete essere ancora più cattivi, dovete essere ancora più ribelli, perché altrimenti quello che è vostro non ve lo ridaranno. A voi è stato tolto un qualcosa che nella Costituzione è tutelato, vi hanno portato via un diritto, quindi voi dovete essere per Costituzione dei ribelli. Ribelli non vuol dire parolaccia, ribelli e ribellione non vuol dire infrangere le regole e i diritti li hanno infranti su di voi, quindi noi ci dobbiamo andare a prendere ciò che ci spetta per Costituzione. Ai giovani è stato portato via il lavoro. Il contratto a tempo indeterminato non può essere una botta di fortuna che capita ai nostri ragazzi. Non si può essere licenziati a 50 anni e non avere più la speranza di un posto di lavoro. Questo vuol dire negare il futuro. Non si può vivere in un paese in cui il risparmio, che per Costituzione è tutelato, vi viene fregato, vi viene rubato. E voi dovete trovare un giudice e una classe dirigente che sia in grado di far rispettare le regole scritte nella Costituzione. Quindi allora cosa si fa? Secondo me bisogna fare un po' male. Allora perché non andiamo a invadere una bella autostrada? Perché non gli procuriamo un danno? Facciamo come hanno fatto i tassisti. Andiamoci a prendere a Roma quello che vi spetta. Solo così la politica e tutte le istituzioni capiranno che vi è stato portato via un diritto costituzionale. Voi non avete rubato i soldi e fa schifo un paese che dice che voi avete in qualche modo fatto che cosa? Speculazione. Ma siamo matti. Voi avete risparmiato, avete lavorato una vita per risparmiare e quel risparmio vi è stato negato. Ecco perché secondo me non bastano e non basteranno tutte le trasmissioni del mondo. Voi dovete essere un problema per la classe dirigente. Solo così vi ascolteranno. Allora, scusate
scusatemi, siccome il tempo minaccia, facciamo il corteo, poi torniamo e finiamo velocemente dando le proposte. Vi anticipo una cosa, siccome come diceva il dottor Paragone noi siamo considerati sovversivi perché chiediamo a chi ci governa che rispetti le regole. Bene, allora da sovversivi la prima cosa che dobbiamo fare è creare problemi a Banca Intesa, creare problemi a Popolare di Vicenza, togliamo conti e transazioni da queste banche. Partiamo! Andiamo avanti! Forza! Forza! Avanti! Forza! Avanti! Avanti, dai, avanti! Ma gli altri non è arrivato nessuno, non c'è più nessuno dietro di voi.